Carissime amiche, carissimi amici, ci ritroviamo per un po' di yoga insieme, per qualche minuto di calma, di tranquillità e di serenità. Appoggiamo le mani all'addome, come sempre iniziamo ascoltando il nostro respiro, perché ascoltare il respiro ci porta in una condizione di calma, di tranquillità, di distensione. Cerchiamo di non distrarci, di non lasciar passare pensieri nella mente, semplicemente ascoltare il movimento dell'addome senza forzare il respiro, lasciamolo fluire spontaneamente. Non c'è niente che dobbiamo fare, dobbiamo soltanto ascoltare. Dobbiamo lasciare che accada, il respiro accade da sé. Non dobbiamo guidarlo noi, arriva, se ne va, senza che noi dobbiamo interferire. E cerchiamo di entrare in una condizione di calma, di serenità, di ascolto, di silenzio, un silenzio interiore. Bene. Adesso visualizziamo, cioè creiamo mentalmente l'immagine di un cielo azzurro con tante piccole nuvolette bianche. Vediamolo, se vogliamo possiamo chiudere gli occhi e creare l'immagine di questo cielo azzurro con tante piccole nuvole bianche e sono tutti i nostri pensieri. E con ogni espirazione, ogni volta che esce il respiro, immaginiamo di allontanarle, queste nuvole che nascondono la luce, nascondono il sole. Con ogni espirazione queste nuvole si allontanano, tutti i nostri pensieri che se ne vanno, fino a quando il cielo rimane completamente limpido, terso, pieno di luce, un cielo luminoso. Cerchiamo di avere un cielo luminoso anche dentro di noi, nella nostra mente, nel nostro cuore. Rimaniamo in questo cielo luminoso per tutto il tempo della nostra pratica e poi cerchiamo di mantenerlo anche in tutta la nostra giornata. Bene, adesso portiamo un braccio verso l'alto, allunghiamolo bene verso l'alto, apriamo e chiudiamo con forza le dita delle mani, cercando di lasciare rilassata l'altra spalla, l'altro braccio. Apriamo e chiudiamo. Poi abbassiamo il braccio, abbandoniamolo completamente. Ascoltiamo, cerchiamo di cogliere tutte le differenze tra il braccio che abbiamo portato verso l'alto e tra l'altro braccio. Sentire anche la differenza in una mano e nell'altra. Le sensazioni, ascoltare le sensazioni. Le sensazioni sono il linguaggio del corpo, il corpo ci parla attraverso le sensazioni. A volte non sono sensazioni piacevoli, a volte sì invece, se siamo capaci di ascoltare. Il corpo può darci sensazioni molto piacevoli. Se qualcuno ci fa una carezza, il corpo la sente, è una sensazione piacevole. Adesso portiamo l'altro braccio verso l'alto, lo allunghiamo bene verso l'alto, apriamo e chiudiamo bene le dita della mano. Poi rilassiamo il braccio, distendiamo, braccia abbandonate, braccia rilassate. Adesso le portiamo tutte e due verso l'alto, dentro il respiro, fuori il respiro. Scendo con le braccia, fletto la testa in avanti, incurvo le spalle, abbandono completamente le braccia. Poi su ancora con leggerezza, le braccia sono leggerissime. Cerchiamo di fare in modo che le braccia siano senza peso. Dentro il respiro, mi apro bene, vado verso l'alto, fuori il respiro. Ancora una volta su,
Riempiamoci del nostro cielo azzurro senza nuvole. Espirando lentamente, ancora abbassiamo le braccia, incurviamo la testa, incurviamo le spalle, rimaniamo un attimo così e poi con calma ci risolleviamo. Bene, portiamo le mani alle spalle, sciogliamo un po' le spalle, disegniamo dei cerchi nell'aria con i gomiti, anche qui movimenti lenti, ampi. Ancora uno. Lasciamo rilassare un attimo le braccia, poi mani alle spalle, adesso nella direzione opposta, li spingiamo indietro, poi su e in avanti. Ancora indietro, su e in avanti. Ancora una volta. E ci fermiamo, rilassiamo, distendiamo, abbandoniamo le braccia. Dentro il respiro, espirando, incliniamo piano la testa verso una spalla, poi su, dentro il respiro, fuori il respiro. Torno, inspirando. Espirando ancora piego la testa verso una spalla, allungo lateralmente l'altro braccio, cerco di aprire bene tutta la muscolatura su questo lato, mi fermo un attimo così, poi ritorno, testa verso l'altra spalla e allungo l'altro braccio. E lentamente ritorno. Rilasso. Adesso porto un braccio in avanti, chiudo il pugno, tengo steso, tengo verso l'alto il pollice, dentro il respiro, lentamente, molto lentamente, fuori il respiro. Allargo il braccio, lo spingo indietro. Cerco di girare bene anche la testa, tengo un attimo la posizione, poi con calma, tutto con molta calma, mi riporto al centro e rilasso. Avanti l'altro braccio sul pollice, dentro il respiro. Lentamente entro piano nella torsione, fuori il respiro. E ritorno. Tutti i movimenti attenti, non lasciamo passare pensieri nella mente, ascoltiamo quello che stiamo facendo. E rilasso. Bene. Adesso lentamente portiamo una spalla verso l'orecchio, l'altra spalla la facciamo scendere il più possibile lontano dall'orecchio. Cerchiamo di non piegare la testa, tenere la testa diritta. Poi molto lentamente le spalle ritornano sulla stessa linea, sale l'altra spalla e l'altra scende. Su. Ancora, cerchiamo di sentire come si muovono i muscoli della schiena. Sentiamo che su un lato si allungano completamente, sull'altro si accorciano, come tante fasce elastiche. Sentiamo come si muove il nostro corpo, sentiamo tutto quello che possono fare i nostri muscoli. Ancora con un movimento lento, sale una spalla e scende l'altra. Poi le spalle ritornano in equilibrio sulla stessa linea
e il movimento continua, una spalla sale e l'altra scende. Bene, poi riportiamo le spalle sulla stessa linea, rilassiamo, cerchiamo di tenere sempre le spalle bene aperte, rilassate, lontano dalle orecchie, tenere lo spazio nella schiena, lo spazio nel torace. Adesso portiamo un braccio verso l'alto, lo spingiamo un po' nella direzione opposta, ci incliniamo un po', poi giù questo e su quell'altro e faccio il movimento opposto, poi su, braccio sale, si spinge nella direzione opposta, mi inclino un po' col tronco nella direzione opposta, poi il braccio scende, sale l'altro, si allunga, si spinge nella direzione opposta, ci incliniamo un po', poi lo riporto verso l'alto, lo abbasso, rilasso, distendo, prendiamo dei bei respiri. Adesso portiamo un ginocchio verso l'alto, mani intrecciate sul ginocchio, disegniamo dei cerchi nell'aria con il ginocchio, cercando di allargarlo bene, portarlo all'interno e poi all'esterno. Ancora, ginocchio all'interno, all'esterno, un bel cerchio. Rilassiamo, lasciamo riposare la gamba, solleviamo l'altra, mani intrecciate, spingiamo il ginocchio all'interno e poi il più possibile all'esterno. Cerchiamo di fare un movimento fluido. Ancora. E un altro cerchio. E rilassiamo. Adesso prendiamo ancora l'altra gamba. Adesso facciamo il movimento opposto. Prima all'esterno. Poi lo portiamo un po' all'interno, ancora lo spingiamo bene lateralmente, lo riportiamo al centro e rilassiamo. Prendiamo l'altra gamba, ginocchio all'esterno, all'interno, su e lo riportiamo al centro. Rilassiamo, distendiamo. Bene. Adesso intrecciamo le dita delle mani. Facciamo questo movimento. Una mano su, una mano giù. Lentamente cambiamo. Con leggerezza sblocchiamo un po' i polsi. Bene, ci fermiamo, rilassiamo. Adesso apriamo le braccia, leggere le braccia, cerchiamo veramente di renderle leggerissime, le ruotiamo, riportiamo i palmi delle mani verso l'alto, inspiro, su, portiamo le braccia verso l'alto, palmi delle mani a contatto, lo sguardo alle mani. Apro ancora inspirando, ruoto le braccia sui palmi delle mani, su le braccia verso l'alto, le facciamo scendere, ci flettiamo un po' in avanti, giù la testa, incurviamo un po' le spalle, fuori il respiro, inspiro, apro, ruoto ancora, su, ancora, su le braccia verso l'alto, facciamo in modo che le braccia siano leggere, leggerissime, le faccio scendere lentamente, facciamo ancora una volta, apro,
ruoto, su ancora, su, inspiro, espiro. Abbandoniamo per un attimo la testa, le braccia, rilassiamo, ci risolleviamo, incliniamo piano la testa da una spalla all'altra. Inspiro, testa al centro, espiro, fletto la testa verso la spalla. Ancora. Del ritorno, ancora una volta. Inspiro, espiro. Bene. Adesso facciamo dei movimenti leggerissimi con le mani. Seguite i miei movimenti, non importa se i movimenti non sono precisi, non importa. Pensiamo solo di far danzare le nostre mani, come se fossero delle alghe sul fondo del mare, tutti movimenti leggerissimi. Fateli come riuscite, non ha importanza se non sono proprio precisi. Dobbiamo soltanto cercare di mettere leggerezza in quello che facciamo. Fare dei movimenti che ci facciano sentire grazia e bellezza. Leggere le braccia, leggere le mani, leggeri tutti i movimenti. Ancora questo movimento leggerissimo. E poi appoggiamo le mani sulle ginocchia, rilassiamo, spalle bene aperte, distendiamo. Cerchiamo di rimanere per qualche istante in questa sensazione di bellezza, di leggerezza. Adesso chiudiamo le mani, picchiettiamo un po' il nostro corpo, il collo, con i movimenti leggeri, le spalle, il torace, l'addome. Picchiettiamo un po' anche le cosce, fino alle ginocchia, fin dove arriviamo. Poi ancora l'addome, il torace, il collo, la gola, un po' anche lateralmente il collo. E ci fermiamo. Rilassiamo completamente, ascoltiamo. Sentiamo che ci sono delle belle sensazioni su tutto il corpo, dalla gola fino alle ginocchia. Cerchiamo di rilassare, rimanere con tutti i muscoli completamente distesi. Lasciamo che tutto il corpo respiri. Portiamo i palmi delle mani verso l'alto. Teniamo le spalle bene aperte. Immaginiamo che scenda dell'acqua calda, dell'acqua tiepida dalla nuca, nel collo, nelle spalle, nelle braccia, fino ai palmi delle mani. Cerchiamo di immaginare questa sensazione. Acqua tiepida che scorre, che fluisce, porta via tutte le tensioni. Immaginiamo che scivoli
sui muscoli del collo, sui muscoli delle spalle, scivola lungo le braccia, all'interno delle braccia, arriva ai palmi delle mani, entra nelle dita delle mani e continua a scorrere nel nostro corpo e porta via tutte le tensioni. Bene, rilassiamo. Portiamo ancora le mani sull'addome per terminare la lezione e ascoltiamo ancora il nostro respiro. E ancora immaginiamo che il nostro respiro scacci lontano tutte le nuvolette dei nostri pensieri, per lasciarci con la mente serena, aperta, rilassata, luminosa. Sentiamo come si muove il respiro, leggero. E non c'è niente che dobbiamo fare, solo ascoltare, solo lasciare che il respiro fluisca con il suo ritmo spontaneo. E ogni respiro ci porta un soffio di vita. Bene, cari amici, vi ringrazio, vi auguro di passare una buona giornata. Cercate di tenere un cielo luminoso senza nuvole dentro di voi. E come sempre vi abbraccio, vi stringo in un grande abbraccio. Buona giornata miei cari, mie carissime.